Abbiamo qui con noi, ci ha raggiunto in studio Sergio Bariani, che è il presidente del gruppo Geron. Benvenuto, un piacere. Grazie. Grazie per l'invito. Dunque, gruppo Geron, perché dico un elemento essenziale? Perché tra i protagonisti, dicevamo, dell'assistenza, adesso poco fa la dottoressa Iardino parlava di aging e comorbilità, ci sono tantissimi fattori che portano verso la direzione della ancora più estrema necessità delle RSA, quindi delle centri di cura, di assistenza sanitaria nel nostro paese. Voi tra l'altro avete partecipato, lo ricordiamo, a Best Italia Healthcare Awards, che è un'iniziativa editoriale che analizza e certifica attraverso i dati le realtà operanti nel settore. Geron è un'eccellenza che, diciamo, su un'esperienza più che trentennale si distingue nel nostro paese appunto in ambito socioassistenziale e sanitario. Perché dico un'eccellenza presente nel nostro paese che fa la differenza? Perché parliamo di oltre 31 residenze nel nord e centro Italia, più quelle che di fatto sono di nuova in corso di ultimazione e di strutture ultimate come Masera di Padova, poi mi correggerà se mi sbaglio, San Giuliano, Mestre, Boschi, Sant'Anna, per un complessivo, quindi si può equiparare di fatto anche a una struttura ospedaliera, a un totale di oltre 4.000 posti letto, 4.006. Quindi, allora, dottor Bariani, guardiamo alla curva demografica del nostro paese. Siamo davanti, lo sappiamo, a uno scenario che ci impone maggiore attenzione, un numero sempre in crescita di posti letto e necessità, perché stiamo meglio sì, ma viviamo di più, ma con più patologie, c'è bisogno di assistenza, però sappiamo che dall'altra parte c'è tutto un tema legato alla formazione, ai professionisti che invece mancano, quindi le RSA avranno sempre più un ruolo cruciale. Dal vostro punto di vista, avendo un'esperienza appunto trentennale, come è evoluta la figura chiave dell'RSA e come ci posizioniamo noi proprio come paese? Quali sono le priorità su cui è il caso di intervenire? Dunque, io penso che se partiamo già da come venivano chiamate le RSA più di 20 anni fa, si chiamavano case di riposo. Cioè, io ricordo tanti anni fa quando si entrava nell'RSA e c'erano molte più attività che potevano essere fatte dagli ospiti rispetto a quelle che ci sono adesso. Oggi le strutture non si chiamano più case di riposo, si chiamano residenze sanitarie assistite, e secondo me già questo fa capire bene che tipo di evoluzione c'è stata. Nel senso che nelle strutture, nell'RSA, come si sta sviluppando, e dico anche purtroppo, diciamo, perché la popolazione invecchia, da una parte è un bene, vuol dire che ci sono stili di vita, prevenzione diverse rispetto al passato, la medicina ha fatto passi da gigante, però chiaramente se prendiamo ad esempio una delle grandi regioni italiane di riferimento, la Lombardia, come può essere anche però il Piemonte, il Veneto ed altre regioni, su 100 persone ultra 65 anni ci sono 3 posti nelle RSA, quindi significa che 97 persone in teoria non hanno una necessità di questo tipo, ma ci sono 3 persone su 100 che hanno una serie di patologie tale per cui non possono più essere gestiti a casa. Negli ospedali diventerebbero comunque, essendo dei cronici, delle situazioni non di pertinenza, troppo costose per il sistema sanitario nazionale. L'RSA fa da cerniera tra gli ospedali e le famiglie proprio per prendersi cura, la famosa presa in carico del paziente, con queste strutture che sono sempre più specializzate e su cui bisogna investire, perché la curva demografica è in peggioramento, ma soprattutto aumentano moltissimo gli ultra 85 anni, che sono quelli che chiaramente sono le persone più problematiche, che hanno necessità di assistenza. Negli altri paesi, se prendiamo paesi a noi vicini come la Francia, la Spagna, la Germania, i posti letto nelle RSA sono il 6% degli ultra 65 anni, quindi il doppio di una regione virtuosa come può essere la Lombardia, il Piemonte e il Veneto. Diciamo che sembra una percentuale non bellissima, quindi siamo sotto una media. Siamo sotto la media e stiamo parlando delle regioni dove ci sono più posti letto, ma se poi scendiamo
l'Italia è molto lunga e il numero dei posti letto si abbassa, la media a livello nazionale è intorno all'1,5, quindi siamo fortemente sotto la media. Le regioni devono fare una programmazione insieme ad altre forme di assistenza come i servizi domiciliari, che ad esempio noi facciamo a Milano, siamo i principali erogatori di voucher familiari, quindi si cerca di tenere le persone a casa il più possibile, ma per tante patologie, quali ad esempio i deficit cognitivi, Serve il problema un'altra attenzione. dell'Alzheimer, Certo. le famiglie non riescono a gestire la casa. Chiaro, quindi abbiamo parlato tra l'altro anche qui di un divario regionale, come all'inizio, anche in questo caso si vede questa disparità, soprattutto appunto abbiamo detto tra nord e sud, ma parlando proprio di rapporto pubblico e privato, anche qui c'è bisogno di un equilibrio particolare nel vostro settore, come si fa a diciamo, avere un equilibrio tale per garantire un'efficienza di servizio, non c'è un buono e un cattivo, dicevamo prima ovviamente, però anche nel vostro settore c'è bisogno di andare d'accordo con il territorio. Ma dunque nel settore sociosanitario il problema del rapporto pubblico-privato praticamente non esiste, nel senso che non c'è una contrapposizione, perché intanto il 90% dei posti letto sono privati in Italia, quindi in Lombardia sono il 90%. I privati chi sono nel nostro settore? Ci sono società, come può essere la nostra, ci sono i grandi istituti religiosi, ci sono le fondazioni, che sono comunque soggette di diritto privato, ci sono le RSA gestite da cooperative sociali, quindi in generale è il privato che gestisce questo mondo. Però, come diceva la dottoressa prima, se non si vuol fare sempre demagogia e parlare di bisogni e di prendersi in carico di persone fragili che non stanno bene, che poi dovrebbe essere quello, no? L'obiettivo vero, ok, teniamo conto che è un privato per modo di dire, perché noi ad esempio abbiamo strutture prevalentemente accreditate e contrattualizzate, quindi tutti questi privati in realtà ricevono un aiuto dalle regioni, che è una retta sanitaria, una tariffa sanitaria, ai quali si accompagna poi una retta che pagano le famiglie, quindi non c'è veramente nessuna differenza tra andare in una struttura privata o pubblica nel senso di proprietà pubblica, perché le famiglie comunque sostanzialmente hanno un trattamento molto molto simile a livello economico. E quello che è importante poi che si aspettano le famiglie, alle quali devo dire sono poco interessati, sapere se la proprietà di quella struttura è del pubblico o del privato, e trovare certo, è il servizio che in quella struttura un servizio, un'assistenza per la mamma e per il papà, e diciamo questa responsabilità ce la prendiamo tutti, nel senso di gestire persone fragili che hanno bisogno di essere seguite. Ecco, quindi abbiamo detto un'esperienza più che trentennale, ma soprattutto, vista anche la necessità, c'è un programma di crescita, di espansione, possiamo dire, del gruppo. Io all'inizio ho citato le 31 strutture, ma ci sono altre strutture appunto che sono in via di ultimazione, che sono state ultimate in diverse aree del paese. Quali sono quindi le prospettive di crescita del gruppo, vista la domanda, la necessità? Abbiamo detto ben chiaro faceva riferimento al servizio, quindi si può crescere, si aprono nuove strutture, ma bisogna ricordarsi che serve un servizio, servono le persone, questo è il grande nodo. Però partiamo direi dalla crescita. La crescita, noi siamo una realtà italiana, perché il gruppo Gheron è una società, è una storia familiare, se mi consentite, una bella storia familiare di alcuni fratelli che si sono messi insieme per provare a costruire qualcosa di bello insieme, provenendo tutti da settori diversi. Io sono un ingegnere, facevo energia, il mio fratello arriva dal settore sanitario, mia sorella dal settore della scuola, quindi della formazione. Siamo partiti dando servizi ad altri e poi abbiamo iniziato con le nostre strutture. Ad oggi siamo una realtà di riferimento con una pluralità poi di fondi di investimento non speculativi che sono i proprietari delle RSA. Andiamo avanti e con questa bella storia, e ci stiamo sviluppando molto nel nord e nel centro Italia. Inizieremo a fare qualcosa anche nel sud Italia a breve, e c'è un bisogno, e c'è bisogno di strutture di qualità. Quindi noi abbiniamo la cura dell'anziano
ai temi dell'energia, quindi del risparmio energetico. Le nostre strutture sono tutte in classe energetica almeno plus, con la geotermia, con il fotovoltaico, con tutto quello che, con i ricambi d'aria per non sentire odori, eccetera, tutto quello che serve per il contenimento dei consumi energetici. Quindi la cura della terra e la cura dell'uomo sono un binomio che dobbiamo portare avanti insieme. Beh, assolutamente, quindi strutture innovative, ricordiamo tra l'altro impegno dell'Italia G7, impegno della One Health, che quest'anno sarà anche protagonista, ambiente, persona, territorio, strutture, sono tutti elementi che parliamo spesso anche di ospedali di futuro, qui in questo caso RSA del futuro, che però già esistono perché devono rispondere a dei criteri dell'oggi. Gli standard sono aumentati molto, gli standard costruttivi e poi, come lei giustamente diceva, gli standard organizzativi gestionali. È tutto il problema della formazione e del personale. Non è facile, lo sappiamo, in ogni attività l'azienda è fatta da persone, dalle persone che ci lavorano, non c'è niente da fare. Alla fine chi ci lavora in un posto fa la differenza. E anche nell'RSA chi ci lavora è quello che riesce, perché parla con la famiglia, che dà una risposta alla persona fragile. Bisogna potenziare i corsi di formazione, dobbiamo fare più corsi di formazione e poi soprattutto dobbiamo fare in modo che chi ha delle qualifiche, se prendiamo l'infermiere di oggi non è più l'infermiere generico di anni fa. Oggi l'infermiere è una persona che ha fatto un percorso universitario, è un laureato, e deve quindi occuparsi di mansioni che siano mansioni che corrispondono al livello di istruzione che hanno, quindi il coordinamento, la direzione delle strutture. Mentre i medici, di cui c'è un grande bisogno, spesso fanno lavori amministrativi, devono essere sollevati dagli aspetti più amministrativi e occuparsi dei pazienti. Le stesse OSS, quindi gli operatori sociosanitari, adesso, ad esempio, in Lombardia è stata istituita la figura della OSS con formazione complementare o con tripla S, che possono svolgere funzioni che fino a ieri facevano gli infermieri generici, che oggi sono cresciuti. Quindi dobbiamo aumentare la formazione e fare in modo che le strutture siano gestite al meglio, perché ci sono necessità sempre più importanti di assistenza. Chiarissimo, allora io la ringrazio. Sergio Bariani, presidente del gruppo Geron, grazie per essere stato con noi, è stato un grande piacere. Grazie dottoressa, grazie a tutti. Ora noi ci fermiamo per un istante, restate con noi a Sanità Next.